organizzare questa, assieme ad altri naturalmente, e che siamo un gruppo di donne che si sono unite a partire da relazioni amicali e politiche, donne con scommesse e proposte politiche anche molto diverse, ma unite nel desiderio di cambiare il governo delle città e contemporaneamente di creare una rete di donne per rilanciare una discussione politica con pensieri ed emozioni di donne. È in questo tempo drammatico che abbiamo scritto l'appello sul quale si è articolata l'iniziativa di oggi. Pensiamo infatti che la libertà delle donne afghane sia la nostra libertà. Lasciarle sole significherebbe essere più sole noi stesse. Diversamente dalla narrazione coloniale, va detto che le donne afghane non sono vittime inermi, sono sorelle che in questi anni hanno combattuto a costo della loro vita e dei loro familiari, della vita dei loro familiari, hanno combattuto per un Afghanistan migliore. Non posso infine non ricordare che in questa città vivono da molti anni nostri cittadini di origine afghana, che vivono giorni di angoscia profonda per la sorte dei loro familiari ed amici. Credo che abbiamo tutti il dovere di sostenere questo grido di civiltà che lanciano le donne e gli uomini dall'Afghanistan. Grazie a tutti.